Immagini dalla storia, anno 1986. A Treviso si riunisce la direzione provinciale della Democrazia Cristiana. Alla fine della Prima Repubblica e quindi del partito manca ancora qualche anno. Al tavolo ci sono Tina Anselmi, primo ministro donna della Repubblica, e onorevoli del calibro di Angelo Pavan, Mario Frasson, Arnaldo Brunetto e una schiera di nomi illustri della politica che in quegli anni contava davvero. Da quel giorno sono passati oltre 4 lustri e lo scudo crociato, tranne qualche velleitaria apparizione, è praticamente sparito dalle schede elettorali e quindi dalle posizioni di comando dei palazzi che contano. A non essere svanita però la voglia di un grande centro, un punto d'aggregazione che possa riunire tutti i moderati sotto il simbolo cattolico, tanto che proprio in questi giorni nasce un laboratorio per ridare vita al partito. Rinasce un movimento che tenderà di ricostruire la presenza dei democratici cristiani nel Veneto e in Italia. Se da un punto di vista meramente legale i promotori dell'iniziativa sostengono di avere le carte in regola per usare il marchio per la nascita di un'associazione culturale e politica, il congresso è previsto per l'inverno. Nella pratica c'è da ricostruire un partito sparito dalle geografie politiche da poco meno di un quarto di secolo. Ora si tratta di mettere insieme il variegato mondo della galassia democristiana che è scoppiata 20 anni fa. Un'iniziativa che solleva qualche dubbio anche tra i volti storici della DC. Ritornare col nome Democrazia Cristiana. Ho qualche dubbio che possa avere tanti adepti. Eppure, rilancia Pavan, mai come oggi ci sarebbe bisogno di seguire alcuni dei tratti distintivi dell'epoca. Prendere alcuni valori fondamentali sul sociale, sull'industria anche, ma in modo cooperativo, in modo cioè nuovo, sull'impegno onesto.